Oggi, che è una data simbolica, è una solennità civile sulla base di una legge del dicembre del 2017, la numero 212, abbiamo lanciato come amministrazione comunale d'intesa con soggetti privati un'idea, quella cioè di individuare un luogo della città aperto, fruibile, accessibile a tutti, dove dedicare una targa a livello simbolico nei confronti di uno o più giusti. Oggi infatti è la giornata dei giusti, che non sono solo quelli legati alla tragedia dell'Olocausto, ma che possono essere o sono anche molti altri, o che molti altri e diversi potranno essere negli anni che verranno. A promuovere l'idea di un giardino dei giusti, una insegnante che solo a telecamere spente ha ricordato sottovoce che dei giusti fa parte anche suo nonno, cui va il merito, insieme ad alcuni altri, di avere in tempo di guerra salvato, occultandolo, un importante patrimonio culturale. Credo che bisogna sempre dare una speranza, quindi quando io parlo ai ragazzi, per esempio, della giornata della memoria, non parlo solo dei lager o di quello che è successo in Germania in quel periodo, ma metto sempre dentro le azioni che hanno fatto questi giusti, perché bisogna far passare il messaggio che anche in un periodo così buio, in qualsiasi periodo buio della storia, c'è sempre qualcuno che comunque è un segno di speranza per il mondo e che si adopera per il bene degli altri. Ora si dovrà individuare un luogo accessibile a tutti e decidere se intitolarlo a Jan Palach, che si diede fuoco nel 1959 per protestare contro l'invasione sovietica di Praga, o al magistrato Rocco Chinnici, assassinato in un attentato nel 1983, o all'ambasciatore Luca Attanasio, anche lui morto in un attentato nel 2021. Non ho ancora un'indicazione precisa sul luogo e sulla tempistica, però l'idea intanto l'abbiamo lanciata perché noi ci richiamiamo ai valori della tolleranza, del rispetto delle persone, della libertà e abbiamo immaginato tra i tanti, circa 20.000 giusti al momento censiti, individuati, delle personalità di grande spessore umano, morale e culturale.